Dissidi tra agricoltori coetanei e dirimpettai. Alla base dei vecchi rancori il passaggio su una strada. Questo è il movente di un omicidio consumato stamattina a Canicattì in Contrada Calice, all'ingresso della città dell'Uva Italia, prima di arrivare all'ospedale Barone Lombardo. Così Carmelo Rubino, di 70 anni, ha sparato al suo vicino di casa Vincenzo Sciascia Cannizzaro, di 68. Non è chiaro quanti siano stati i colpi esplosi né tantomeno il calibro. L'agricoltore 68enne è stato trovato riverso per strada. Sul posto sono accorsi gli agenti del commissariato di Canicattì e i carabinieri della locale compagnia. Gli investigatori hanno subito cercato di fare chiarezza sull'accaduto. L'ipotesi investigativa privilegiata sarebbe quella riguardante le diatribe personali, ma anche problemi di vicinato, questioni di confini di proprietà. La polizia, oltre ad essere presente in Contrada Calice, ha rastrellato l'intera città fino a trovare il presunto assassino. Carmelo Rubino, di 70 anni, è stato di fatto subito identificato dai poliziotti, fermato e portato al commissariato di polizia. Non è il primo caso in provincia di Agrigento in cui una banale lite si trasforma in delitto. Già il procuratore capo di Agrigento, Luigi Patronaggio, nel luglio 2018 aveva sottolineato come si ha la tendenza a farsi giustizia da sé. Per omertà non si denuncia e per esasperazione una lite culmina in omicidio.